È stato stamattina alle 7, sono venuto su, per solito vengo di qua e vedo libero. Era il motocoltivatore, era qua vicino. Dopo il despugliatore era di sopra e taglia erba stesso nel fondo. Ancora furti a San Giuseppe, a 5 giorni dal precedente episodio, presi di mira gli attrezzi di una coppia di anziani, i Baldo, in vicolo Boiago. Sono andati di qua e il motocoltivatore non ne potevano a trainarlo, lo hanno trasportato. E le ruote del furgone, dal casello, si vedeva che hanno caricato. Il sospetto è che i ladri avessero compiuto un sopralluogo qualche giorno prima. Hanno tagliato la rete qua, adesso l'ho tirata su un po' per via del cane. Sì. Hanno tagliato la rete, l'hanno aperta e dopo sono andati su di là. 20 giorni fa in cimitero a Canizzano marito e moglie avevano trovato la macchina svaligiata, spariti libretto di circolazioni e chiavi di casa, col risultato di dover cambiare tutte le serrature. Io aveva l'indirizzo e anche la chiave. E mi ero su, me cosa, sera presto e mi siamo le luci fuori, ma non ti conto, non serve niente perché io vado dappertutto. Vieni dentro, non mi interessa di niente, ti copa, ti spacca la testa e va combatta. Gli attrezzi sarebbero da ricomprare, dicono, ma con la pensione non sono spese da sottovalutare. Di sicuro rimane la paura. Non c'è più vita sta qua. Mi ricordo mia mamma, passava tutto sporca, a porte, passava tutti in volta, non so.